Buon pomeriggio, buon lunedì, ben trovati ad Anteprima Corner. Come sempre a quest'ora facciamo il bilancio di quello che è stato il fine settimana calcistico per le principali formazioni siciliane. Partiamo intanto dal campionato di Lega Pro e andiamo a vedere il tabellino, diciamo completo, il tabellone completo dei risultati, e poi vedremo anche la classifica si è determinata dopo la 15ª giornata. Cominciamo subito dunque con i risultati. Vedete Catania-Trapani 2-1 e Foggia-Casertana sono stati due anticipi 0-0. Poi a Giuliano il Potenza si è imposto 2-1, Sorrento e Picerno è finita 1-1, Altamura ha battuto Messina 2-1, Benevento e Avellino 2-2, Cavese e Taranto 3-0, a Latina il Crotone è passato 4-0 e adesso le partite in programma. Intanto oggi Monopoli Cerignola e poi invece la sfida che è stata invece posticipata, quella tra la Juventus Next Gen e la Turris, che giocherà invece il 27 di novembre. Vediamo allora insieme la classifica che si è determinata dopo questa giornata, in attesa chiaramente delle altre partite. Il Benevento è in testa con 30 punti, poi c'è il Cerignola 25, stessi punti per il Potenza, 24 l'Avellino e il Monopoli, poi il Catania ed il Giuliano a 23, il Picerno, il Crotone a 22, Trapani 21 così come il Sorrento, a 20 punti la Cavese, poi l'Altamura a 19, la Casertana a 15, Foggia 14, stessi punti di Turris e Latina. Il Messina resta fermo a 13 punti, il Taranto a 9 e poi la Juventus Next Gen a 7. Come vedete ci sono delle penalizzazioni, -1 per il Catania, -1 per la Turris, -4 per il Taranto. Adesso incominciamo l'analisi invece delle sfide che hanno caratterizzato per l'appunto il fine settimana. Il derby del Massimino di venerdì che ha aperto di fatto il 15° turno. Per farlo andiamo da Alessandro Vagliasindi perché parliamo di Catania. Buon pomeriggio Alessandro. Ben trovati. Alessandro, allora un Catania che sembra avere, almeno per quello che si è visto nel derby, avere ritrovato quella voglia di combattere e quello spirito di squadra che aveva caratterizzato una certa fase della stagione, diciamo prima che arrivasse il mese di ottobre, quando le cose non sono andate poi proprio bene, e anche diciamo in questo avvio di novembre il Catania ha diciamo steccato in molte circostanze. C'è lo spirito di squadra, la voglia di ricompattarsi e ci è sembrato di vedere una certa determinazione e voglia non solo di rincorrere gli avversari ma andare ad attaccare la porta avversaria. Sì, Angelo, tutte considerazioni che secondo me si sposano con due circostanze. La prima, la formazione che ha messo in campo Toscano, una formazione con delle scelte coraggiose, perché in pochi si aspettavano di vedere in campo contemporaneamente Jimenez, Stoppa, due attaccanti, quindi già questo segnale secondo me è arrivato dalla panchina ed è stato recepito bene poi dagli interpreti in campo. L'altra considerazione è di carattere strettamente tattico, perché io credo che Toscano, a partire dal secondo tempo di Crotone, dove ha barato diciamo, questa novità di carattere tattico, cioè Jimenez nel ruolo di playmaker, abbia voluto iniziare a guardare più lontano per poi poter avere insomma, delle armi più efficaci, soprattutto nelle partite casalinghe in cui il Catania aveva fatto un'enorme fatica, soprattutto con le formazioni che sono venute a Catania molto chiuse. Non è stato questo il caso del Trapani, che ha giocato diciamo, a viso aperto, però con questa soluzione dove abbiamo Jimenez playmaker e Stoppa trequartista, è come se il Catania avesse individuato due punti cardinali per quella che doveva essere una nuova strada di carattere tattico in grado di migliorare e di molto la circolazione di palla, soprattutto a centrocampo, che era un po' il problema che avevamo riscontrato con frequenza nelle ultime uscite casalinghe. Io ho la sensazione che questa innovazione abbia un futuro, cioè Jimenez playmaker e Stoppa
trequartista o seconda punta a seconda ovviamente delle partite, e che darà ancora maggiori frutti con una verifica ulteriore nelle partite che seguono, a partire dalla gara di Avellino. Poi ci sarà il match di Coppa Italia con il Trapani e poi la partita casalinga con la Cavese. Ecco, da questa sequenza di partite secondo me il Catania può uscire con un'autostima maggiore, dove le prestazioni, quella contro il Trapani è sicuramente una prestazione di qualità maggiore rispetto alle precedenti, dove le prestazioni, quindi in miglioramento, potranno sicuramente legittimare propositi di risultati e di continuità, perché è questo che è mancato al Catania nella fase più negativa, cioè la continuità di prestazioni e di risultati che aveva insomma messo in crisi un po' tutti fino alla partita di venerdì sera. Alessandro, quindi tanti spunti che sì. secondo me... Sì, Angelo. No, volevo Tanti proprio... punti che possiamo ricavare dalla partita di venerdì. E sui quali certamente torneremo poi stasera nel corso di Corner a partire dalle 20:45. Sì. Volevo sentire le parole di Toscano, che in qualche modo va a identificare quella che è stata proprio la svolta della sua squadra, almeno per quello che si è visto in campo contro il Trapani. Sentiamo le parole di mister Toscano. Io ho detto ai ragazzi di avere più coraggio, di avere più responsabilità, di essere più aggressivi. Siamo tornati a giocare sui riferimenti e quindi sei più responsabile, devi essere più attento, più determinato. Mi hanno dato questo segnale i ragazzi, che erano concentrati e determinati, quindi quando c'è la squadra, i moduli, gli interpreti, puoi giocare con 3, con 4 attaccanti, che la prestazione viene. Questa squadra ha avuto tante difficoltà nel percorso che ha fatto, nella conoscenza tra di noi e tra di loro è mancato qualcosa. In mezzo non dico sfortuna, perché non ci crede la sfortuna, potevamo avere qualche risultato positivo in più e magari la conoscenza si accelerava, però in questi 3 giorni ho visto la vicinanza della società, che non ci ha fatto mai mancare il suo appoggio, del direttore, del presidente, della gente oggi, perché nonostante il periodo non positivo ci ha accompagnati a questa vittoria. La squadra che ha reagito in modo straordinario, quindi dobbiamo andare da qui in avanti. È la chiosa di Toscana importante, bisogna andare da qui in avanti, cioè questo è un punto di inizio per riprendere il cammino che si era interrotto. Alessandro. Sì, sono pienamente d'accordo, ma non c'è tempo per soffermarsi ancora sulla vittoria di venerdì, perché sabato c'è una verifica dal coefficiente di difficoltà molto molto alto, anche se l'Avellino ha rallentato nelle ultime giornate, ma ricordiamoci che era reduce da un filotto di 6 vittorie consecutive con punteggi roboanti, e quindi ci vorrà un Catania che da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista tattico e da un punto di vista tecnico dovrà ridurre al minimo ogni margine di errore, perché contro l'Avellino paghi dazio se ovviamente commetti degli errori. L'altra notazione, Angelo, che possiamo fare prima poi di guardare la schermata relativa al top del match, riguarda la situazione legata al possibile reintegro in squadra di Chirico. Il giocatore ha trascorso tutta la scorsa settimana con la prima squadra, si è allenato in pianta stabile con la prima squadra, venerdì sera era allo stadio, ha firmato diversi autografi a tifosi, c'è lo sta bene di Mimmo Toscano, che insomma accetterebbe il reintegro di Chirico. Cosa manca ancora? Manca insomma la quadra da un punto di vista economico, perché sì, è vero che Chirico è legato al Catania da un contratto sottoscritto l'anno scorso, ma è altrettanto vero che il Catania quest'anno, per le note vicende di luglio, ha dovuto tarare insomma il monte ingaggi sul budget con cui ha gestito la fase estiva della campagna trasferimenti, e chiaramente vorrebbe che Chirico rientrasse in questi parametri per insomma avere una conclusione di questo dialogo che ormai si sussegue da alcune settimane, e quindi i ragionamenti in questo momento sono
extracampo, diciamo, è un tema. Un sacrificio, possiamo dire un sacrificio da parte di Chirico in qualche modo? Economico? Sì, è corretta la definizione, ma è altrettanto vero che è un sacrificio che, tra virgolette, hanno affrontato tutti gli altri calciatori che sono attualmente in organico al Catania, perché ci ricordiamo bene, il Catania aveva fatto la prima parte della campagna trasferimenti con un budget, poi a un certo punto questo budget è diminuito e quindi anche gli stessi calciatori oggi in organico al Catania hanno dovuto ridiscutere le loro posizioni contrattuali con il club prima dell'inizio della stagione ufficiale. Quindi è una linea di coerenza che da luglio si propaga fino a oggi, oggi che insomma è in discussione appunto il reintegro di Chirico. Allora Alessandro, prima tu facevi riferimento, adesso vediamo il top del match, della partita di venerdì sera. Hai individuato il top del match in Davide Di Gennaro, perché sostanzialmente non ha fatto toccare palla a Lescano, che era insomma lo spauracchio della vigilia per il Catania, un giocatore che aveva già messo a segno 11 reti in questo campionato e che invece al Massimino sostanzialmente non si è visto mai, per grande merito di tutta la retroguardia certamente, ma soprattutto del regista difensivo del Catania, Matteo Di Gennaro, che come potete vedere nella parte destra della schermata è l'unico giocatore del Catania che ha sempre giocato in tutte le 15 gare, tutti in 90 minuti, quindi un fedelissimo di Toscano, che a parte insomma un momento di flessione che ricordiamo bene di qualche partita fa contro il Trapani, è tornato a essere il baluardo difensivo che abbiamo ammirato dall'inizio della stagione. Alessandro, allora noi torneremo chiaramente sulla partita di venerdì questa sera, facendo vedere qualche episodio anche diciamo dubbio, episodi da moviola, e ci proietteremo in modo particolare, direi, alla sfida con l'Avellino, perché esattamente, che ricordo Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro, dunque ci sarà la possibilità di vedere tutte 90 minuti con la telecronaca di Angelo Patanelli, il commento tecnico di Carlo Breve. Dicevo, trasmetteremo a partire dalle 14 di sabato con un ampio prepartita, 60 minuti prima del fischio finale, poi ci sarà anche il post gara con le interviste ai protagonisti del match. Tutto questo per la partita del Partenio. Alessandro, ci fermiamo qui almeno per anteprima corner. Sì. E ci ritroviamo più tardi. Per il resto ne parliamo stasera. Bene, ci troviamo alle 20:45 su Telecolor. Grazie ancora ad Alessandro Vagliasindi. Per noi c'è una breve sosta, poi andremo a Palermo. Campionato di Serie B è fermo, ma cercheremo di capire che cosa il Palermo in questi giorni, approfittando della pausa legata proprio agli impegni delle nazionali per la Nations League, cosa sta facendo, come si sta preparando alla ripresa del campionato. Tutto questo fra pochissimo. Bene, allora rientriamo con anteprima corner, andiamo a Palermo come anticipato, c'è Marco Gullà. A te chiedo, Marco, come il Palermo ha vissuto questa sosta di campionato. Immagino al lavoro, perché mancavano diversi giocatori che sono stati convocati nelle varie nazionali, ma si deve preparare poi la partita che segna il ritorno in campo della Serie B, e quindi per il Palermo c'è questa voglia di riprendere un cammino che fino a questo momento non è stato proprio esaltante. Sì, Angelo, l'ha vissuta male, credo, la sosta, un po' come l'avranno vissuta anche i tifosi del Palermo, perché insomma non è mai bello andare in sosta di campionato dopo insomma dei risultati poco convincenti. Il Palermo insomma ha fatto molto male, ha pareggiato l'ultima gara con il Frosinone, ma in teoria poteva fare di più, ha perso la gara precedente con il Cittadella in casa e adesso si ritrova ovviamente in una posizione di classifica che in questo momento
non è ovviamente in linea con le aspettative che c'erano alla vigilia del campionato, quindi Dionisi dovrà soprattutto lavorare e deve ancora lavorare molto, intanto sull'aspetto psicologico, perché questa squadra ha dato davvero dei segni di carenza dal punto di vista proprio psicologico, anche quando magari si ritrova in vantaggio non riesce mai a gestire lo score, il risultato. E poi ovviamente anche dal punto di vista atletico, dal punto di vista fisico, perché è ormai assolutamente noto, palese, che questo Palermo quando insomma termina la prima frazione di gara, poi nella ripresa ha spesso dei cali, ha spesso dei blackout che ovviamente costano caro, costano dei punti, e quindi insomma staremo a vedere se nel prossimo match di campionato che il Palermo giocherà domenica contro la Sampdoria allo Stadio Barbera ci sarà quantomeno una ripresa, o quantomeno insomma una scossa soprattutto mentale da parte del suo allenatore e di tutta la ciurma, che in questo momento ha un po' deluso soprattutto i tifosi. Quindi diciamo che è anche una partita a spartiacque, Angelo, perché è ovvio che vai a sfidare la Sampdoria in un momento del campionato in cui anche la formazione blu cerchiata non sta facendo benissimo. Apro parentesi e la chiudo subito, ricordiamo che questa partita qualche anno fa davvero valeva anche l'accesso in Champions League, come cambia il calcio, però adesso le due nobili decadute della Serie A dovranno giocarsi punti assolutamente fondamentali per la classifica che stiamo appunto vedendo. Il Palermo ne ha 17 di punti, la Sampdoria ne ha 15 e davvero chi sbaglia rischia di rimanere fuori dal treno delle grandi, perché davvero ormai lo svantaggio nei confronti del Pisa, ma anche nei confronti del Sassuolo, inizia ad essere assolutamente netto e considerevole. Quindi se davvero non dovessero arrivare 3 punti, Palermo potrebbe tranquillamente e serenamente aprire un altro tipo di campionato, quello che ovviamente vedrebbe i rosanero lottare per la zona playoff. Ti volevo chiedere, ma il divario è ampio anche sullo Spezia, perché lì le prime 3 stanno viaggiando ad un ritmo decisamente più alto rispetto a tutte le altre, perché già tra lo Spezia ed il Cesena, che è la quarta forza in questo momento del campionato, ci sono 6 punti di divario. Quindi diciamo che Pisa, Sassuolo e Spezia stanno viaggiando davvero ad una velocità che le altre non riescono a tenere, per tanti motivi. Palermo magari perché ha un problema di assetto tattico, probabilmente che i giocatori non sono adatti forse a fare quello che vorrebbe Dionisi, la Sampdoria che ha altri problemi. Ce ne sono diverse squadre che non stanno rendendo per come si pensava nella vigilia, o quantomeno in estate, quando si costruiscono poi le squadre. Chiaramente è lì il momento cruciale, no? Angelo, ma probabilmente un po' tutti addetti ai lavori, ma anche i giornalisti, abbiamo assolutamente sbagliato il focus della vigilia sul Palermo. Questo mercato che la società poi ha fatto probabilmente non era un mercato da ammazza campionato, e ce ne stiamo rendendo conto adesso quando ovviamente parlano i risultati. Probabilmente bisognava intervenire su determinati reparti, ma soprattutto su altri, un'altra tipologia di calciatori che conoscessero meglio il campionato di Serie B e soprattutto avessero già un discreto curriculum o esperienza nel torneo cadetto. Non mi stanco mai di dirlo, lo abbiamo anche ripetuto anche nelle scorse puntate di anteprima. Palermo ha preso Ledo Aron, un giocatore francese dal Brest che è costato 5 milioni di euro, ma fino adesso insomma Ledo Aron non ha mai inciso, non ha mai graffiato, non ha mai segnato e ha tirato pochissime volte in porta, quindi un attaccante assolutamente in questo momento fuori sicuramente dai parametri. Proprio sul tema degli attaccanti ti voglio un attimino stuzzicare e solleticare, perché c'è un caso oppure no, Brunori in casa Palermo? Sì, c'è assolutamente un caso, il caso esiste, come se esiste. Intanto dico, il giocatore, lo abbiamo detto più volte, in estate voleva andare via, nessuna società ha offerto la cifra che il Palermo richiedeva per Matteo Brunori. Alla fine c'è stata una ricucitura del rapporto tra il Palermo
Brunori e la tifoseria. Il giocatore però ha giocato con qualche mal di pancia, adesso è un mal di pancia cronico, anche perché comunque Dionisi non lo fa giocare tantissimo, forse sbagliando, forse no, chi lo sa. Fatto sta che comunque Brunori, ad esempio nell'ultima partita contro il Frosinone, non ha giocato nemmeno un secondo, e quindi il calciatore inizia ad avere anche questo tipo di pressione, sa che non giocare potrebbe rappresentare un problema anche per un'eventuale cessione, perché sa benissimo che se non gioca ovviamente la vetrina che poi tanto si era creata bene con i suoi gol magari poi svanisce, e quindi insomma ha già una certa età, proprio l'età per fare il cosiddetto salto di qualità, quindi il caso c'è. E come Dionisi non lo fa giocare, Brunori non sta facendo grandissime cose, anche perché ha giocato soltanto poche partite e ha fatto un gol soltanto su calcio di rigore, quindi i numeri sono assolutamente eloquenti. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda il Palermo, che ricordiamo tornerà in campo domenica contro la Sampdoria. Sì, domenica ore 16:15 al Barbera, Palermo-Sampdoria. Ricordiamo tra l'altro subito che il Palermo al Barbera fino adesso ha vinto una sola volta. Grazie Marco Gullà. Ci fermiamo, ancora una sosta e poi torneremo a parlare di Serie C con il Messina e poi andremo anche a Trapani. Eccoci di nuovo in studio con Anteprima Corner per parlare ancora di Lega Pro, Serie C, girone meridionale. Andiamo a Messina. Oggi con noi c'è Francesco Triolo. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Grazie Francesco. Allora, questa partita con l'Altamura non va proprio giù a Messina. No, non è andata proprio giù al Messina, perché comunque è stata una sconfitta che in molti hanno reputato immeritata. Il problema è nato soprattutto dall'episodio che si è verificato in pieno recupero, quando è stato atterrato Ortisi da Bumbu, e quindi ci si è scagliati un po' con la direzione arbitrale, ma il problema sostanzialmente è stato di un primo tempo che il Messina ha veramente gettato alle ortiche, ha regalato agli avversari, e in quel primo tempo c'è la chiave del match, col Messina che ha preso 2 gol in un quarto d'ora. È una squadra che non ha saputo nemmeno attaccare la squadra dell'Altamura, la squadra di Donato. Lì sta la chiave, a mio avviso, della sconfitta del Messina. Una partita che era abbordabilissima per la formazione di Giacomo Modica, che si è presentato lì con Luciani ancora al centro dell'attacco, e caso volle che nel momento in cui poi è entrata Natriello nel secondo tempo, ecco che è arrivato alla riscossa del Messina. Il primo gol, eccolo qui, viziato da quel contatto tra Garofalo e Krapicas in mezzo all'area. Il Messina chiedeva lo stop del gioco da parte dell'arbitro, che essendo stato uno scontro però tra i due compagni di squadra non ha fermato il gioco, ha fatto continuare. Garofalo ha tenuto in campo Leonetti, e quindi ci sono stati i problemi. La verità è anche che in questo momento il Modica si è anche intestato un po' con Luciani al centro dell'attacco. Luciani che ha fatto fatica nelle scorse settimane, mentre Natriello si conferma comunque un giocatore che riesce ad andare a segno. Questo è l'altra occasione del rigore con il Messina, se l'è autoprodotto sostanzialmente in casa tra Lia e Manetta. Sono stati episodi, d'accordo, però alla fine il Messina ha pagato questi episodi, ma anche l'incapacità di di offendere nel primo tempo. Musica completamente diversa, Angelo, nel secondo tempo, una squadra totalmente cambiata proprio nella mentalità, con l'ingresso non solo di Anatriello ma anche di Anselmo e di Blumamon, una squadra più offensiva, una squadra con più verve, segno che le decisioni della formazione iniziale magari non erano proprio quelle ideali. Naturalmente non abbiamo la controprova, perché Modica continua a stare in silenzio, e quindi non abbiamo neanche una spiegazione di chi vede quotidianamente gli allenamenti e come stanno i ragazzi. Questo è il gol invece di Anatriello, bravo a sfruttare
questa verticalizzazione e poi a trafiggere sul primo palo il portiere del team Altamura. Diciamo che questi gol si vedono un po' troppo spesso, diciamocelo chiaramente, in serie C. Esatto. Esatto. Una volta diciamo che il portiere sul suo palo difficilmente prendeva gol, adesso da un po' di tempo a questa parte si ripetono e si susseguono questi tipi di non so se sono degli errori dei portieri oppure forse bravura degli attaccanti. La via di mezzo sicuramente è quella giusta. Direi di sentire anche il difensore del Messina, che dici tu, Marco Manetta, così ascoltiamo Sei le stato sue... l'unico a parlare ieri, e a rilasciare questa breve dichiarazione. Sentiamo le sue parole. Una gara dove sicuramente potevamo fare meglio il primo tempo, ma non è stato un primo tempo regalato, perché io credo che gli episodi sono stati veramente decisivi oggi. Su chi ha commesso errori purtroppo ha inciso molto. Secondo me la squadra oggi non meritava di perdere assolutamente. Il secondo tempo sicuramente è stato un secondo tempo arrembante, dove meritavamo il pareggio. Anche lì ci sono state decisioni ed episodi che hanno condizionato fortemente la partita. Purtroppo secondo me sbagliamo tutti, oggi però chi ha sbagliato gli errori sono stati molto pesanti. Il pensiero del mio è che sicuramente la squadra non molla, dopo veramente oggi è stata veramente una batosta sotto il punto di vista perché comunque la squadra era in partita, voleva giocare, ma dopo subire questo tipo di decisioni sicuramente avrebbero spezzato tutti. La squadra però l'ho vista negli spogliatoi molto arrabbiata e sicuramente rialzeremo la testa più forte di prima. Allora, le parole di Manetta, prossimo impegno in 30 secondi. Si avvia un mese difficile per il Messina, perché è fatto tutto di scontri diretti. Si parte con il Sorrento, poi c'è la partita contro la Turis, con la Juventus Next Gen, si finirà poco prima di Natale con il Potenza, quindi sono tutte partite, Angelo, da non sbagliare, soprattutto perché, come ho detto, sono scontri diretti per la salvezza. Il Messina in questo momento è terzultimo in classifica. Questi sono i fatti. Grazie anche a Francesco Triola da Messina, buon lavoro. E adesso andiamo a Trapani, torniamo di nuovo in qualche modo a parlare del derby. Lo facciamo chiaramente dal punto di vista, dall'osservazione del club diciamo Granata, perché a fine partita Aronica ha confermato quello che aveva detto nel pre-gara, cioè una Trapani che sarebbe venuto a giocare a Catania, lo ha fatto a viso aperto senza praticamente chiudersi. Gli episodi in qualche modo è forse una ritrovata verve del Catania, brillantezza anche del Catania, ha un po' sorpreso la squadra di Aronica, secondo te? Buon pomeriggio Franco Cammarasana. Buon pomeriggio a te Angelo e a chi ci ascolta in questo momento attraverso Telecollo. Eh sì, c'è malumore perché ci si aspettava un Trapani che, reduce dalla vittoria di alcuni giorni prima con la Cavese, potesse esprimersi in maniera migliore. Ha perso questa partita perché il Catania ha giocato meglio. Se andiamo a vedere le occasioni da gol, io ho fatto il conto, reti comprese, praticamente sono state 7 a favore del Catania, 4 a favore del Trapani, ma il malumore a Trapani è soprattutto per il tipo di prestazione che il Trapani ha messo in campo, non tanto sotto l'aspetto dell'impegno che c'è stato tramite per qualche elemento nel primo tempo, poi bene o male tutti quelli che sono scesi in campo sul piano dell'impegno sono stati encomiabili. Il problema è proprio sotto l'aspetto proprio tattico ma anche tecnico. Il Trapani si è schierato con un 4-4-2 all'inizio e è riuscito all'inizio con un paio di conclusioni di Udò, di testa, a impegnare anche il portiere del Catania, ma poi Toscano, che è una vecchia volpe, ha spostato alcune pedine che aveva in campo e questo è bastato per bloccare il Trapani. I gol un pochino sono stati degli episodi, per certi versi lo abbiamo visto, potevano essere altri sia dall'una che dall'altra parte.
Poi a inizio di ripresa il Trapani sembrava sceso in campo con un piglio diverso, si è schierato a 3. A 3 però è un modulo inusuale, un 3-5-2 che ancora il Trapani deve sperimentare. Nei primi minuti sì, ha dato l'impressione di avere un equilibrio migliore rispetto al primo tempo, poi però a centrocampo non hanno questi ragazzi, i giocatori che non abituati a giocare a 5, non sapevano come giocare di prima, come passarsi la palla eccetera, tant'è vero che qual è stato il risultato? Intanto che anche lì Toscano è stato molto bravo, devo dire, un pochino a bloccare il Trapani proprio lì a centrocampo, aprendosi anche le corsie sulle fasce laterali e soprattutto bravo il Catania a non far pervenire palloni alle punte granata. Prendiamo l'esempio ad esempio di Lescano in tutti i 90 minuti. Lescano è un giocatore che, ripeto, se ha dei palloni, se gli vengono 3 palloni buoni, giocabili, su 3 ne mette dentro uno, non è però non ha avuto nell'arco della partita nessun pallone giocabile. È andato a rincorrere l'avversario cercando magari delle triangolazioni, ma niente di più. Franco, è stato poi il Trapani come ha... Ti interrompo. È andato avanti con dei lanci davanti a scavalcare il centrocampo e lì chiaramente la difesa del Catania ha avuto un buon gioco. Sì, no, Franco, volevo semplicemente capire, il nostro tempo è sempre, diciamo, lo rincorriamo, è sempre poco in ogni caso, però volevo capire, siccome Antonini è un presidente vulcanico, è un presidente che in qualche modo non sorprende, ecco, diciamo che sorprende molto spesso. C'è sentore che possa cambiare qualche cosa, perché la vittoria con la Cavese è arrivata nei minuti finali, il derby con il Catania è stato segnato e quindi è stato perso dal Trapani, è stato segnato da questa sconfitta. Non è che per caso si sta pensando a qualcosa di diverso sulla panchina, dico io? Questo non te lo posso dire con certezza, ma sicuramente che si stanno facendo delle valutazioni, e sicuramente sì. Sui giocatori te ne do conferma, perché si dice, ma non soltanto si dice, che a gennaio almeno 5 giocatori verranno cambiati dell'attuale organico. Adesso il Trapani di qua a Natale ha 5 partite importanti, fra l'altro 3 fuori e 2 dentro. Dentro con Altamura e Casertana e poi 3 fuori contro, o meglio, ha 3 partite dentro contro Latina, Benevento e Foggia e 2 fuori. Secondo me se i risultati dovessero ancora essere altalenanti come lo è stato nelle ultime 6 partite, dove il Trapani ha ottenuto soltanto 2 vittorie, un pari e 3 sconfitte, sicuramente la panchina di Aronica potrebbe essere seriamente in discussione se almeno nelle prime di queste 5 partite il Trapani non otterrà risultati positivi e non inizierà a convincere meglio sul piano del gioco. Allora, grazie allora a Franco Camarasana, ci ritroviamo con Anteprima come sempre lunedì prossimo, ci racconterai del Trapani invece durante la settimana nei nostri telegiornali. Grazie per il tuo intervento ad Anteprima Corner. Grazie, okay, Franco. Buon pomeriggio. Grazie a Franco Camarasana, ci fermiamo qui, l'appuntamento alle 20:45 con Corner, parleremo tanto di Catania e ci proietteremo alla partita del Partenio proprio contro l'Avellino dei Rosso Azzurri. A tutti buon proseguimento.